Fiamme nel villaggio Sinti di via del Gran Turco a Favaro Veneto. L'incendio è divampato intorno all'1 di notte e ha distrutto completamente 2 roulotte dove trovavano alloggio alcune famiglie. I pompieri sono accorsi con 2 squadre spegnendo il rogo in circa un'ora e mezza, evitando che si estendesse alle attigue casette prefabbricate. Nessuno è rimasto ferito. Questa volta è andata bene, ma le condizioni di degrado e insicurezza di quell'insediamento sono note da tempo, accusa la consigliera comunale leghista Silvana Tosi, che abita a pochi metri dal villaggio Sinti e da anni si batte perché il campo, realizzato nel 2009 dall'amministrazione Cacciari, venga smantellato. È stato un vero fallimento. Adesso sono rimaste poche famiglie, circa una ventina. In principio c'erano 38 famiglie, le case non sono adeguate, sono 38 metri quadrati. In realtà queste famiglie sono circa 5-8, i componenti di queste famiglie sono 5-8 persone, quindi non sono neanche a norma, sono in sovraffollamento. Una situazione di illegalità non più tollerabile, sostiene la Tosi, che invita l'amministrazione a un intervento tempestivo. I campi nomadi devono essere smantellati e io chiedo ciò a questa amministrazione, chiedo dei programmi adeguati di integrazione perché i campi nomadi sono luoghi di degrado e vanno assolutamente chiusi. Queste persone non sono nomadi ma cittadini italiani, ricorda l'esponente della Lega, e vanno integrate nella società attraverso politiche abitative come si fa per tutti gli altri. Certo però che se vanno integrati nelle case comunali è necessario un regolamento ferreo di rispetto e chiaramente chi non rispetta il regolamento deve essere allontanato dalle case.